Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Allora, lo sto registrando un pochino tardi questo video da quando è girata la voce su Sky, tra l'altro lo stanno proprio a far vedere adesso, e quindi quando lo vedrete voi dovrebbe essere arrivata l'ufficialità da parte della società. Maran è stato esonerato. Scelta giusta, scelta secondo me molto molto giusta, però arrivata veramente in ritardo. Secondo me è arrivata molto molto in ritardo perché il Cagliari necessitava un cambio di rotta, secondo me, già da parecchie partite. Secondo me Maran non doveva nemmeno cominciare la stagione col Cagliari, però vabbè, ce lo siamo tenuto, l'abbiamo tenuto fino ad adesso, fino alla partita persa con la Roma per 4-3 e adesso è stato esonerato. Il problema di Varane è stato sostanzialmente il fatto che nelle ultime partite, ma anche in quelle dell'anno scorso, si vedeva che era un allenatore che non poteva fare al caso nostro, ma per dei semplici limiti dettati dal carattere della persona, una persona magari fin troppo mite che non si esposta troppo. Eh, Poi ovviamente noi non sappiamo come allenava, come era in allenamento, se magari caratterialmente anche dentro gli spogliatoi era diverso, però mi viene difficile pensare ad un Maran che ne so, alzasse, cioè mi viene proprio difficile pensare a una persona come Maran che possa fare l'allenatore, perché è veramente una persona troppo mite. Umanamente non ho niente contro di lui perché non conosco la persona, però secondo me non poteva fare l'allenatore. Era troppo inadatto, senza contare che aveva anche dei limiti prettamente tecnici. Tutti sappiamo i cambi quasi sempre sbagliati, raramente li ha azzeccati. Sappiamo che era un difensivista, pensava più a conservare il risultato piuttosto che provare a fare un altro gol. Sostanzialmente sul campo faceva dimostrare alla squadra che erano dei cagasotto, praticamente. Questo è quello che è successo. E l'esonero è giusto. Doveva avvenire prima, però. Doveva avvenire decisamente prima. Secondo me, già all'inizio del girone di ritorno doveva essere esonerato. Secondo me. Però non è successo, non è accaduto. Sinceramente, dopo che Giulini l'anno scorso gli ha rinnovato il contratto, nemmeno a salvezza ottenuta, perché Maran aveva un contratto, se non mi sbaglio, fino al 2020 o al 2021, gli è stato rinnovato, gli è stato prolungato fino al 2022 a 900.000 euro a stagione. Secondo me l'errore è stato fatto lì, non gli doveva essere rinnovato il contratto anche perché non aveva ottenuto niente, non aveva ancora fatto niente, però la dirigenza gli ha voluto comunque rinnovare il contratto, cosa secondo me totalmente sbagliata, però ce lo siamo portati fino a qui e adesso è stato esonerato. Da... Secondo me è stato un gesto intelligente, perlomeno da parte del presidente. Parliamoci chiaro, ripeto, doveva essere fatto prima, doveva essere esonerato prima, però perlomeno con questa azione ha dimostrato Giulini che vuole provare a salvare questa stagione, quindi provare ad ottenere qualcosa che non sia solo la salvezza. A prescindere da poi chi sarà in futuro l'allenatore, si sta parlando di una soluzione interna come Kanzi, che sinceramente mi piacerebbe vedere per magari anche vedere qualche giocatore interessante della primavera esordire in prima squadra. Si sta parlando di Stramaccioni, ma a livello attuale, secondo me un qualsiasi allenatore che abbia un minimo di carattere potrebbe portare aria fresca al Cagliari. Non parlo di gioco in sé, anche proprio carattere, che abbia il carattere, perché non se ne poteva più di quelle conferenze stampa che erano fuffa, parole ripetute sempre, costantemente. È una cosa che ci portiamo dietro praticamente da Rastelli ed era ora di finirla. Quindi io non so chi sarà il successore di Maran.
Non so se sarà Canzi, non so se sarà Stramaccioni, non ho preferenze, veramente, mi va bene chiunque, basta che porti nuova linfa al Cagliari perché ne ha assolutamente bisogno. Stiamo parlando di un Cagliari che nelle ultime 10 partite ha ottenuto 4 punti e una media gol imbarazzante, veramente una media gol imbarazzante. Quindi bisognava cambiare aria, assolutamente. Se, se, e famo le corna, il cambio di allenatore non sarà bastato a cambiare la stagione del Cagliari, che ricordiamo è sempre il 50° anno del centenario, che sarà tra breve e l'anno, cioè il 50° anno dello scudetto, scusate, e l'anno del centenario, se il cambio di allenatore non riuscirà a risollevare questa stagione, Giulini almeno potrà dire di averci provato. E questo, per come stanno andando le cose, è già tanto, ma nulla toglie alle colpe che ha anche lui per il calciomercato. Lui e la dirigenza in generale. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere poi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!